Buongiorno, sono Adriano Armelin di Cappella Maggiore, nipote del cavaliere di Vittorio Veneto Armelin Benedetto. Mio nonno nacque a Conegliano, in provincia di Treviso, il 7 febbraio 1892. Venne chiamato nel 1912 a svolgere il servizio militare a Torino, presso la caserma La Marmora in via Maria Vittoria, dove da poco si era costituito il comando Battaglione Aviatori. Il nonno Benedetto rimase lì come attendente per diversi anni, tornando a casa a Conegliano una sola volta. La caserma era anche sede operativa dell'aerodromo di Mirafiori, dove nel 1911 erano stati costruiti i primi hangar per le future squadriglie di aeroplani militari. Nella veste da attendente entrò diverse volte in quegli hangar per controllare e spostare i mezzi. Nel 1913 in quell'aeroporto presero il brevetto militare due giovani piloti, Francesco Brash Papa, divenuto un importante pilota collaudatore della SIA, e Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Con l'entrata in guerra dell'Italia, da Torino nel 1916 fu trasferito in treno a Brindisi ed imbarcato con le truppe di fanteria su una nave per la Grecia. Il viaggio, contato sul suo diario, durò esattamente 71 giorni. La nave dovette viaggiare vicino alla costa e quasi sempre di notte per evitare i nemici. Le truppe italiane sbarcarono a Salonicco e Benedetto fu inviato di supporto nelle trincee sulle colline della Serbia, al confine con la Bulgaria, per fermare l'esercito austro-ungarico e bulgaro. Con voce concitata ricordo che raccontava: in prima linea gli attacchi contro i soldati greci e italiani avvenivano quasi sempre con il buio. Le mitragliatrici nemiche sparavano all'imbrunire e di notte, mentre con la luce cessavano. Durante il giorno si stava in trincea a difendere le postazioni. Terminata la guerra rientrò a Conegliano e nel 1921 sposò mia nonna Tonon Maria, dalla quale ebbe 8 figli, tra cui mio padre Sergio. A Conegliano fece prima il falegname, poi l'agricoltore. Nel 1933 si trasferì a Cappella Maggiore con tutta la famiglia per fare il mezzadro, dove visse fino all'età di 84 anni. Sono felice di poter condividere questa storia. Grazie.